Eccole le immagini che documentano l'istante esatto della cessione dello stupefacente, filmati tratti dalla telecamera di sorveglianza di uno dei tanti bar su cui nei mesi scorsi hanno puntato gli occhi i carabinieri della compagnia di Montebelluna, frame che sono finiti nel fascicolo del pubblico ministero Massimo De Bortoli, che ha chiesto e ottenuto un provvedimento restrittivo per 5 persone, tra loro anche un carrozziere di 43 anni residente a Castelfranco Veneto e 4 marocchini residenti tra la Castellana, il Montebellunese, lo Pitergino e la provincia di Belluno. 5 di loro sono accusati di spaccio in concorso, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Un sesto personaggio è stato trovato nel corso dell'eruzione dell'accesso stamattina nell'abitazione di uno dei destinatari della misura cautelare e nei suoi confronti pendeva una condanna dal Tribunale di Verona. Il gruppetto, secondo quanto hanno ricostruito le forze dell'ordine, era specializzato nello spaccio al dettaglio nelle piazze della provincia, principalmente, come documenta il video delle forze dell'ordine, all'esterno dei locali pubblici. A venire alla luce nel corso della perquisizione di questa mattina anche mezzo chilo di hashish. Giro d'affari importante, abbiamo stimato intorno ai 100.000 euro mensili più o meno, tra hashish ovviamente e qualcosa anche di cocaina. Secondo le stime dei carabinieri, con un simile volume d'affari poteva arrivare fino a 40.000 euro il reddito su cui i 5 potevano contare mensilmente. Clienti, ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Complessivamente altre 10 persone sono indagate per spaccio e una quarantina di clienti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori. L'indagine aveva portato il 26 febbraio dello scorso anno ad arrestare a Bassano del Grappa 2 fratelli marocchini che facevano arrivare nel Trevigiano l'hashish dalla Lombardia. Un arresto che aveva permesso anche il sequestro di 10 kg di stupefacente, con oggi il via alla seconda fase dell'operazione.